Agosto, bonus mio, non ti conosco. È caccia grossa ai nomi dei politici che hanno chiesto e ottenuto, oppure chiesto e non ottenuto, oppure ancora non chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro erogato dall'INPS per aiutare le partite IVA nel bel mezzo della crisi causata dal coronavirus. I primi nomi a emergere, ma di sicuro non gli ultimi, arrivano dalle sponde del Canal Grande di Venezia, lato Balbi e lato Ferrofini. Il primo a parlare di quanto è successo è stato infatti il consigliere regionale trevigiano della Lega Riccardo Barbisan, il quale ha sottolineato come il bonus sia stato richiesto in automatico dal suo commercialista, 600 euro che lo stesso Barbisan ha devoluto in beneficenza, come dimostrano le carte prodotte dal consigliere. Il nome più illustre è quello del vicepresidente della giunta regionale Gianluca Forcolin. Questi ha spiegato che il bonus è stato richiesto dallo studio di tributaristi del quale è socio e che comunque la domanda non è stata accettata. Il veronese Alessandro Montagnoli, consulente finanziario e presidente in quota Lega della prima commissione consiliare a Palazzo Ferrofini, ha affidato a Facebook la sua spiegazione, parlando di buona fede e dicendo di aver chiesto il bonus in accordo con la moglie per devolvere la somma alla protezione civile. Questi i fatti finora. Resta da capire quanti altri politici, dal Parlamento al Consiglio regionale, abbiano fatto richiesta dei bonus elargiti dall'INPS. Si presuppone che altri nomi di altri schieramenti debbano emergere nelle prossime ore, dando a questa vicenda il giusto contorno. Un contorno che, in periodo di composizione delle liste elettorali, potrebbe risultare indigesto a qualcuno.